Dopo l'assalto di migliaia di turisti e visitatori nel fine settimana pasquale, ora il Ponte Vecchio di Bassano deve sopportare anche l'assalto di una macchina decisamente fuori tempo massimo. Già, perché sul monumento nazionale le auto non passano più da qualche decennio ormai, ma il dettaglio evidentemente non era noto a questo guidatore e alle sue compagne di viaggio. Il terzetto a bordo della vettura si è goduto una vista che da qualche tempo ormai è riservata ai pedoni, ma la sfilata è stata ripresa da tantissimi bassanesi e turisti che si trovavano sul ponte o sulle sue spalle al momento dello show. Qualcuno ha pure tentato di spiegare al guidatore che di lì non si poteva passare, ma non è servito a molto e alla fine la macchina si è inerpicata su per via Ferracina e si è immersa nel vasto mondo. È una sorpresa, abbiamo visto passare una macchina, io mi sono permesso di andare a chiedere come mai hanno invaso il ponte e una signora dell'equipaggio mi ha detto che aveva parlato pochi istanti prima col comando della polizia che poteva entrare in città, ma entrare in città sì, ma no dentro il ponte degli Alpini. I visitatori hanno avuto anche il tempo di scendere dall'auto e di fare delle foto ricordo di una così bella giornata. 2 o 3 minuti, poi sono ripartiti verso Nardini e sono usciti, come niente fosse. Questo video ha fatto il giro del web e di certo tutto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del ponte dove, è comunque il caso di ricordarlo, bisogna portare a mano pure le bici, figuriamoci le macchine.